Protocollo d'intesa tra Polizia di Stato e scuola. Operazione dei carabinieri tra Sciacca e Palermo, ancora sequestri di droga. Insediato il nuovo consiglio comunale, ai vertici 2 donne. Domani al villaggio Mosè, grande galà Mariano. Buongiorno da TVA Notizie. Scuola e polizia. Questa mattina a Favara ha firmato un protocollo d'intesa tra il questore di Agrigento Emanuele Riciferi e la dirigente dell'istituto comprensivo Andrea Camilleri Rosetta Monreale. C'è il servizio di Giuseppe Moscato. Un protocollo d'intesa tra l'Istituto Comprensivo Andrea Camilleri di Favara e l'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia è stato firmato questa mattina nella sede di via Campagna dell'Istituto Scolastico dalla dirigente Rosetta Monreale e il questore di Agrigento Emanuele Riciferi, presidente nazionale della stessa associazione. Oggi possiamo definire questa data, il 15 giugno del 2023, una data storica, in quanto per la prima volta si sta mettendo in atto un protocollo d'intesa appunto con la Polizia di Stato, per far sì che la legalità venga toccata con mano, perché le azioni quotidiane vengono spese in classe, per far sì che poi tutto ciò che viene seminato a scuola venga fuori attraverso le azioni quotidiane degli alunni. I suoi alunni come si sono preparati a questa importante iniziativa? Diciamo che i nostri alunni non sono nuovi a queste iniziative, perché nel corso dell'anno scolastico ne facciamo parecchie, perché la scuola è il presidio, oltre che della cultura, anche della legalità. Una scuola segno di legalità non solo all'interno delle mura, ma per tutto il territorio di competenza. Sì, infatti lo scopo della scuola è questo, far sì che tutte quelle competenze che vengono sviluppate a scuola vengano poi sviluppate fuori attraverso un pensiero critico, autonomo, perché tutto ciò che viene seminato a scuola deve essere speso fuori, loro devono essere i promotori della legalità, iniziando dalle azioni più semplici. Quindi ragazzi, non solo un percorso curriculare di italiano, storia e geografia, ma proprio educazione civica e legalità. Sì, perché la scuola adesso è una scuola, perché viviamo in una società repentina e quindi le competenze devono essere ferme, devono essere dei paletti ed è fondamentale questo. Alla firma del protocollo d'intesa presente il vice prefetto Massimo Signorelli, il vice sindaco di Favara Antonio Liotta, tantissimi genitori e il collegio dei docenti a sancire questo importante momento per la scuola, un rapporto di collaborazione e una partnership importante inteso a rafforzare il legame dei cittadini, in questo caso dei giovani studenti, con le istituzioni per la diffusione della cultura della legalità e per approfondire anche la conoscenza sui temi della sicurezza. Il questore Emanuele Riciferi. Sì, perché è importante la riaffermazione del principio di legalità ed è importante che questa cominci a essere studiata, compresa, ci si formi a questo tipo di concetti già nelle scuole primarie e nelle secondarie, poi proseguire e approfondire per esempio gli aspetti costituzionali. Che cosa vuol dire questa collaborazione? Quali sono le azioni che porrete in essere? Ma sicuramente innanzitutto una collaborazione sotto il profilo didattico-formativo e poi delle iniziative che possano comunque aiutare gli studenti in formazione e le loro famiglie a applicazioni concrete dei principi di legalità. La scuola non solo quindi italiano-matematica, ma anche legalità ed educazione civica. Ma la scuola non dovrebbe mai essere soltanto italiano e matematica. Italiano, matematica, storia, geografia purtroppo qualcuno l'ha eliminata dai piani di studio, perlomeno nelle scuole superiori, e secondo me impropriamente. Comunque sia, c'è tutta
è la formazione alla cittadinanza, alla personalità che deve fornire anche la scuola, è una missione della scuola e noi che siamo società civile, istituzioni, dobbiamo garantire alla scuola gli strumenti per formare la cittadinanza attiva. Oggi è un'occasione straordinaria alla quale ovviamente non vogliamo mancare come istituzione prefettizia, non solo per il legame che abbiamo ovviamente con la Polizia di Stato, con la Questura, ma per la rilevanza di questo evento, di questa iniziativa che ben venga il signor Questore e la Questura di Agrigento sta portando avanti, inizialmente con questa istituzione scolastica, ma sono certo ovviamente con le altre istituzioni scolastiche della provincia che manifesteranno lo stesso interesse. Grande galà mariano domani sera presso l'auditorium della chiesa Cuore Immacolato di Maria del villaggio Mosè ad Agrigento. Lo spettacolo verrà presentato dalla nostra Margherita Trupiano. Il servizio. Si intitola Dell'Aurora, omaggio a Maria, e sarà un vero e proprio galà mariano. Lo spettacolo che si terrà domani con inizio alle ore 21 presso l'auditorium della chiesa Cuore Immacolato di Maria, sita al villaggio Mosè. Sarà un momento di speciale incontro che ha alla sua base la spiritualità e che si comporrà di grande musica, sia colta che tradizionale, dedicato alla straordinaria figura di Maria Vergine. Uno spettacolo raffinato ma al tempo stesso semplice e genuino, volto a catturare attraverso l'azione teatrale l'attenzione dello spettatore, focalizzandola sui molteplici aspetti della figura di Maria. Un omaggio che nasce da una sentita ispirazione di Pippo Calandrino, che ne è regista e interprete, nel quale importanti realtà canore, teatrali e musicali regaleranno al pubblico belle armonie e momenti di poesia. Saranno in 60 tra solisti e coristi, 2 attori e ben 25 professori d'orchestra, il tutto in magiche atmosfere evocate da luci policromatiche e coreografie di luci. Nel corso della serata si alterneranno il coro diocesano diretto da Graziella Fazzi, Anna Grazia Montalbano e Pippo Calandrino, il coro Pentagramma a colori, l'associazione bandistica Vincenzo Bellini e i musici nella liturgia. Come è noto, si terrà la manifestazione sulla sanità con concentramento alle 9:30 in piazza Cavour ad Agrigento. Ieri ai nostri microfoni Don Mario Sorce del Cartello Sociale che ha organizzato la manifestazione ha ribadito l'importanza di essere presenti come cittadini. Si è insediato a San Giovanni Gemini il nuovo consiglio comunale con cariche al femminile per quanto riguarda la presidenza e la vicepresidenza. Alla carica di presidente è stata eletta Isa Scrudato, alla vicepresidenza Ileana Lanovara. Insediamento e giuramento anche per il nuovo sindaco di San Giovanni, Dino Zimpardo, il quale ha presentato i propri assessori Calogero Barbasso, Giuseppe Perrone e Giuseppe Scrudato. E veniamo alla cronaca, ancora sequestri di droga. Arturo Cantella. 3 kg di droga, armi e oltre 140.000 euro in contanti sono stati trovati dai carabinieri al termine di un'operazione nella zona di Via Almocrate a sud dell'ingresso di Siracusa. 2 le persone arrestate e 2 denunciate. I militari hanno eseguito il decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, individuando una piazza di spaccio protetta da un sistema di videosorveglianza. I carabinieri avevano fermato addirittura alcuni automobilisti in uscita da una piccola traversa di Via Ermocrate e avevano sequestrato diverse dosi di stupefacente, tra cui hashish e cocaina. Hanno quindi deciso di fare irruzione in diverse abitazioni, trovando in alcuni locali a pian terreno ritenute base operativa della vendita dello stupefacente una porta d'ingresso con una feritoia per permettere il passaggio della droga e vetri oscurati per riconoscere gli acquirenti e le forze dell'ordine, ma senza essere visti dall'esterno.
Sono stati sequestrati 2.678 grammi di cocaina e di crack, di cui una parte era già stata confezionata in 829 dosi, 205 grammi di hashish suddivise in 118 dosi, 115 dosi di marijuana per un totale di 115 grammi, 2 fucili calibro 12, di cui uno con matricola a brasa, e oltre 143.000 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. All'interno dell'abitazione gli investigatori hanno anche trovato 2 macchinette contasoldi, sia per i contanti che per le monete, sequestrati 9 telecamere installate lungo le vie e collegate con una delle abitazioni. Uno degli arrestati ha tentato di fuggire dopo una botola ricavata dietro un armadio dell'abitazione e poi sui tetti, ma è stato prontamente bloccato con in spalla uno zaino che conteneva circa 2 kg di cocaina, contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Operazione dei carabinieri tra Sciacca e Palermo. Vediamo. I carabinieri della compagnia di Sciacca, in collaborazione con militari della compagnia carabinieri di Palermo di Piazza Verdi, hanno eseguito 3 ordinanze di misura cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari emessi dal GIP presso il Tribunale di Sciacca su richiesta della Procura della Repubblica di Sciacca nei confronti di 2 soggetti residenti a Palermo e uno a Sambuca di Sicilia. Tutti sono ritenuti parte di un presunto gruppo criminale dedito ai furti di motocicli. L'attività investigativa è scaturita dall'analisi di 2 denunce presentate tra il gennaio e il febbraio di quest'anno presso la stazione Carabinieri di Sambuca di Sicilia relativa al furto di 3 motocicli trafugati dai garage di 2 abitazioni di quel centro. L'esame delle dinamiche dei furti comparate con i filmati di alcune telecamere comunali installate consentiva di individuare dei veicoli e un gruppo di persone che, seguendo un consolidato cliché, riuscivano a colpire indisturbati. La banda, tramite un basista di Sambuca di Sicilia, individuava gli obiettivi da colpire e sulla base delle indicazioni ricevute agiva portando a segno i colpi. Successivamente entrava in scena lo stesso basista, che fungeva da canale di comunicazione tra le vittime e gli autori dei furti, offrendosi come mediatore per far riottenere alle stesse vittime dietro pagamento i motocicli loro sottratti, di fatto utilizzando il metodo estorsivo, come noto come cavallo di ritorno. È stato solo in questo modo che uno delle vittime, pagando 4.500 euro, riusciva a rientrare in possesso di uno dei 2 motocicli rubati. Le diverse perquisizioni nei domicili degli indagati, eseguiti dalla seconda fase delle indagini su delega della Procura della Repubblica di Sciacca, portavano così al ritrovamento di una motocross Fantic 125 e di un motore di un motociclo Piaggio Liberty 150, risultati rubati a Palermo nello scorso estate, che sono stati restituiti così ai proprietari. Infine, a chiusura dell'operazione di servizio, a Sambuca di Sicilia, i carabinieri, all'atto di eseguire le misure cautelari nel tentativo di rintracciare uno degli indagati, si recavano presso il domicilio di un suo parente, trovandolo in possesso di diverse decine di grammi di hashish, cocaina e di un bilancino di precisione. L'uomo quindi veniva anche arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti e, come gli altri 3, veniva sottoposto agli arresti domiciliari. Anin a Favara. Anin, ovvero l'anagramma di Nina. Ma chi è Anin? È un libro per ragazzi composto da 84 pagine, scritto da Lillo Sciortino, che fa parte della collana Ethos Fabule. I nomi, come quelli dei protagonisti, dice l'autore Lillo Sciortino, sono nomi di fantasia. Il libro è stato presentato nella incantevole cornice della Farm Cultural Park di Favara con l'introduzione del sindaco Antonio Palumbo. Lillo Sciortino con la sua opera aiuta a formare i ragazzi. Praticamente da libro di favole, quello di Sciortino sa trasformarsi in libro di formazione. Manuale di sopravvivenza per una scuola migliore. I reclusi di via Cimabue. Domani alle 16 a Sciacca, nel corso della rassegna San Marco Restart 23, organizzata dal Comitato Provinciale ASI e curata dal giornalista Giuseppe Recca, verrà presentato il libro del docente Renato Modica sulle criticità del sistema scolastico italiano. L'autore descrive la sua esperienza di docente proponendo dei suggerimenti per una scuola migliore.
Firmata una convenzione tra le Orestiadi di Gibellina e il Parco Archeologico di Agrigento per l'utilizzo delle fabbriche chiaramontane. Arturo Cantella. Direttore, parliamo di questa convenzione con le Orestiadi di Gibellina. Qual è il legame tra il parco e la struttura? Ma è un legame che è fondato sul progetto culturale che sostiene questa convenzione che stiamo per realizzare, quindi il parco, quando ci è stato proposto di poter intervenire non solo economicamente ma culturalmente su uno spazio già rodato che funzionava per tanti anni all'interno del centro storico, e sapete quanto il parco in questi anni ha voluto legare con il centro storico, sia perché alcune delle luoghi della cultura sono già di competenza del parco, la parte greca del Santa Maria dei Greci, la biblioteca lucchesiana. Quindi quando una fondazione autorevole come la Fondazione Orestiadi di Gibellina, 40 anni di fondazione legata all'arte moderna e alla cultura in genere, ci propone di fare questa attività, abbiamo ovviamente portato in consiglio, il Consiglio ha apprezzato questo tipo di convenzione, quindi legherà parco e Orestiadi, questo luogo importante al centro storico. Le fabbriche chiaramontane riapriranno perché un evento culturale e un luogo culturale come quello va mantenuto, va sostenuto e va ampliata l'offerta culturale non solo per la città di Agrigento ma per tutti i visitatori che verranno da ora in poi. Quale sarà l'impegno economico del parco archeologico? Ma il parco è sostenuto per il primo anno per una convenzione che avrà una durata per ora di 5 anni, circa 60.000 euro, e realizzeremo delle mostre, e abbiamo già detto che la prima mostra che vedrà la luce sarà quella dedicata al pittore Fasulo, per cui già avevamo espresso un apprezzamento quando era in vita, ma non abbiamo avuto il tempo e il Covid ci ha un po' fermato di poterla fare, ma credo che sia il giusto tributo a un artista di questa terra che va ovviamente omaggiato nei tempi e nei luoghi giusti. Finalmente riaprono le fabbriche chiaramontane. Sì, chiuse credo dal 2017, dovremo fare dei piccoli lavori, non molti, ma io credo che nell'arco di qualche mese si potrà riaprire. Io intanto partirei da un primo concetto. La Fondazione Orestiadi di Gibellina, che ha una storia quasi cinquantennale, sarà presente ad Agrigento, con la propria storia, con la tradizione, con le scelte culturali che ha fatto nel tempo e che sono consolidate. Viene ad Agrigento per portare un'offerta nel centro della città e lo fa insieme, in collaborazione con altre strutture e istituzioni culturali cittadine, a cominciare ovviamente prima delle istituzioni di quella amministrativa del comune di Agrigento, in particolare dell'ente parco, il cui direttore ha intravisto immediatamente il valore della nostra offerta e della presenza della Fondazione Orestiadi. Quando ho immaginato di venire qui riutilizzando le ex officine che erano state sede di iniziative culturali per molti anni, non c'era ancora stata la scelta di Agrigento Città della Cultura. È arrivata immediatamente dopo, e avere incrociato questa eventualità è un ulteriore elemento che dà senso alla nostra presenza. Opereremo nel campo delle arti visive, del teatro, del cinema, della poesia e facendo delle cose che sono in linea con la nostra tradizione, ma anche che abbiano una loro originalità, partendo dalla valorizzazione delle presenze culturali ad Agrigento e aggiungendo anche esperienze nuove per arricchirle ed integrarle. Anche la Curia entra in questo progetto dell'Orestiadi di Gibellina e del parco, in che modo?
Sì, siamo veramente orgogliosi di questo accordo con la Fondazione e con una serie di iniziative che già il Museo Diocesano ha avviato, aprendo le porte all'arte contemporanea. Noi non abbiamo una collezione permanente, però abbiamo l'intenzione di rileggere la nostra arte storica con nuove metodologie che si aprono al contemporaneo, con le nuove tecnologie, e nello stesso tempo far dialogare i nostri artisti contemporanei con i nostri spazi storici. Già l'abbiamo avviato con la mostra di Agnello, proseguiamo tra breve con la pubblicazione di un nuovo catalogo del Dasaro, con una nuova veste editoriale che si apre al contemporaneo anche graficamente. Proseguiremo anche a settembre accogliendo un artista italiano, Alfonsi, un artista romano che esporrà delle bellissime icone di personaggi illustri del nostro spettacolo, riletti però in chiave storica, riprendendo quelle che sono le tecniche antiche della temperatura all'uovo e tante altre cose. Quindi cercare di unire la tradizione alla contemporaneità, questo è il progetto. L'accordo con le Orestiadi non può che avvalorare e dare proprio quegli elementi in più per portare avanti un progetto che andrà sempre crescendo. Una bambina del Burundi giunta in Sicilia per essere operata a Taormina, e dallo Stato africano i ringraziamenti per la nostra isola. Dopo Elli e Cheola, arrivata in Sicilia dal Burundi, un'altra bimba per essere operata a Taormina, oggi la First Lady dello Stato africano, Angelina Admizir, ha inviato un messaggio di ringraziamento alla Sicilia e a tutti i medici che collaborano al ponte umanitario col Burundi. Ha voluto ringraziare Totò Cuffaro e Stefano Cirillo per tutto il lavoro e le attività umanitarie svolte in Burundi, che speriamo di continuare e rinforzare, così ha dichiarato in un video la First Lady. Totò Cuffaro e Stefano Cirillo, nel ringraziare a loro volta Angeline Nadismin, ha confermato che nel prossimo mese di luglio andranno in Burundi per proseguire il lavoro sui progetti che stanno realizzando per programmare il progetto più ambizioso della realizzazione di una cardiochirurgia pediatrica in un paese dove i tanti bambini con cardiopatie possono essere operati e salvati. Chers partenaires, chers docteurs, recevez mes salutations du Burundi. Je voudrais envoyer ce message pour exprimer mes sincères remerciements à nos partenaires dans les projets de santé à travers la Fondation Bonne Action Umugiraneza que je dirige. Ici, je cite la région de Sicile, l'association Aitiamo il Burundi et tous les docteurs qui ont participé à l'opération cardiaque de nos chers enfants Eriki Excella, Ouatouese et Tefila Keola Ilumva, que nous avons envoyé en Sicile pour l'opération de chirurgie cardiaque. À travers notre fondation, nous allons envoyer d'autres patients pour bénéficier de soins médicaux. Nous sommes fiers de ce partenariat. Je remercie grandement Dr Totò Cuffaro, Dr Stefano Cirillo pour tout ce travail et les projets humanitaires que vous continuez à effectuer au Burundi. Nous espérons renforcer et pérenniser notre partenariat. Je vous remercie. E adesso un servizio sul premio Tomasi di Lampedusa. Il 18° premio letterario internazionale Tomasi di Lampedusa è stato conferito a Francesco Piccolo per La bella confusione. La cerimonia di consegna è in programma il prossimo 5 agosto alle ore 21 presso la Donna Fugata del Gattopardo a Santa Margherita del Belice, nella cornice del Festival Gattopardiano che unisce letteratura e musica, storia e sapori. Il vincitore sarà tra gli ospiti di Tao Book il prossimo 18 giugno a Taormina. Protagonisti del suo romanzo sono i capolavori 8 e mezzo di Federico Fellini, Il Gattopardo di Luchino Visconti, insieme a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del romanzo Il Gattopardo, Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Claudia Cardinale, Burr Lancaster. A Santa Margherita del Belice, nel magnifico scenario dello storico Palazzo Filangieri Cutò, La Donna Fugata del Gattopardo è atteso il 5 agosto prossimo, un evento di levatura internazionale fortemente identitario per la regione siciliana, il 18° premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
La prestigiosa giuria, dalla recente scomparsa di Gioacchino Lanza Tomasi, l'ultimo Gattopardo, è presieduta da Salvatore Nico, tra i massimi studiosi di letteratura italiana contemporanea, e premierà quest'anno il romanzo dello scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, La bella confusione, pubblicato da Einaudi. Il riconoscimento è assegnato ogni anno a un'opera di narrativa di un autore vivente, italiano o straniero, che contenga temi legati alla cultura e all'identità euro-mediterranea. Francesco Piccolo è noto nel grande pubblico come sceneggiatore del film di successo. Ha pubblicato tra le varie Il tempo imperfetto, L'Italia spensierata, Il desiderio di essere come tutti. La giuria del premio letterario, oltre che da Nicro, è presieduta e costituita da Mercedes Monmai, Giorgio Ficarra. Il premio Tomasi e il Festival Gattopardiano sono organizzati dal Comune di Santa Margherita di Belice, guidato dal sindaco Gaspare Viola, e dall'istituzione Tomasi di Lampedusa, presieduta da Deborah Ciaccio, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato regionale al turismo, in collaborazione con la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. Il premio alla direzione scientifica di Bernardo Campo, già presidente del Parco Archeologico Valle dei Templi e commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte, una manifestazione per la parte letteraria che si avvale della direzione artistica di Antonella Ferrara, presidente di Taobook Taormina. Nuovo servizio di trasporto urbano pubblico a Messina destinato ai turisti. Gli autobus saranno probabilmente anche di più. Ne abbiamo in questo momento 2, nel senso che si partirà con 2 autobus, sono autobus che eserceranno la linea 37 che abbiamo denominato shopping line proprio per dare un'indicazione chiara della tipologia di linea che abbiamo ideato. È una linea intanto destinata a tutti. Chiunque, cittadini, turisti, vuole avvalersi di questo servizio per andare magari a fare acquisti in quello che noi riteniamo essere il centro commerciale naturale di Messina, che è il Viale San Martino, tutte le vie limitrofe, quindi tutti i negozi più o meno grandi e piccoli che gravitano intorno a Viale San Martino. Dopodiché la linea si dislogherà, farà un percorso per cui arriverà in Piazza Cairoli, poi salirà da via Trieste il bus, quindi continuerà nel Viale San Martino fino all'angolo con Viale Europa, poi procederà e proseguirà per Viale Europa, arriverà nella via Cesare Battisti, farà il percorso della via Cesare Battisti, poi incrocerà la Tommaso Cannizzaro, quindi farà la Tommaso Cannizzaro passando davanti al Tribunale all'Università, per poi imboccare Corso Cavour e arrivare al Duomo di Messina e scendere da Boccetta, quindi una linea circolare rapida, veloce, che consentirà a tutti in qualunque momento della giornata, dalle 8:30 di mattina fino alle 19:50, di potersi recare in centro per fare acquisti, per farsi anche una normalissima passeggiata. Ovviamente il servizio è destinato anche a tutti quei turisti, ai croceristi che arrivano in città, e ce n'è una parte che non ama farsi il giro turistico o magari andare in un determinato posto, in un posto specifico, ma gli piace magari passeggiare in giro per la città. C'è questo ulteriore servizio, si pagherà il normalissimo biglietto urbano di €1,50, chi sarà abbonato salirà con l'abbonamento, insomma è un servizio urbano a tutti gli effetti, che però strizza l'occhio anche ai turisti o ai croceristi che arrivando a Messina se la vogliono visitare un po' a modo loro, con i loro tempi, insomma vogliono farlo in un modo diverso e hanno un ulteriore servizio, il tutto chiaramente per far restare le persone a Messina, per farli andare a acquistare nei negozi di Messina e quindi dare anche una spinta e un attimo più di vitalità e di ossigeno in più agli esercizi commerciali della città. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Gemellaggio, e questa volta ad Agrigento, tra i Lions Club Valle dei Templi e quello di Lamezia Terme. Il servizio. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, dopo il successo della manifestazione che ha visto il gemellaggio con Lions Club di Lamezia Terme, ricambierà l'evento nei giorni dal 23 al 25 giugno prossimi. Nella nostra città i Lions della Calabria saranno ospitati per confermare il patto nato da un'idea
dei due presidenti, da un lato il professore Pira e dall'altro quello lametino Rocco Chiriano, legati da anni da una profonda amicizia. Ad Agrigento i soci del club calabrese visiteranno la Valle dei Templi, la Scala dei Turchi. La sigla del patto avverrà con una cerimonia ufficiale presso il comune di Agrigento. Sarà presente anche il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, che è anche socia del club Agrigento Lions Valle dei Templi, che onorerà la visita presso la Scala dei Turchi a Realmonte. Il patto di gemellaggio che abbiamo già firmato nello scorso weekend, ma che controfirmeremo nel prossimo weekend, nel weekend della prossima settimana, con il Lions Club della Valle del Savuto, che è appunto di Lamezia Terme, è un patto che ci ha fatto conoscere in questa prima fase una parte della Calabria che non conoscevamo, delle bellezze incredibili, una forza di un popolo e l'orgoglio di un popolo che non conoscevamo così fino in fondo. Grazie a questi nostri amici e fratelli Lions che ci hanno accolto la delegazione del Lions Club Valle dei Templi. Abbiamo parlato con tantissimi calabresi e tante calabresi, abbiamo conosciuto quella Calabria nascosta che non immaginavamo, le bellezze paesaggistiche, un ponte dove sarebbe passato anche Annibale, una chiesa dove c'era una spina della corona di Cristo. Questo solo per citare alcune delle cose che abbiamo visti. Siamo stati ricevuti da sindaci affettuosissimi. Durante la cerimonia della firma del patto c'erano addirittura 6 sindaci più una nostra socia, il sindaco di Realmonte, l'avvocato Sabrina Lattuca, che tra l'altro ci aiuterà ad accogliere la prossima settimana, quale sindaco di una città importante della nostra provincia, questa delegazione che arriverà dalla Calabria. Un'esperienza davvero eccezionale, e ringrazio il mio staff, ringrazio tutti i soci e le socie del Lions Club Valle dei Templi, ma ringrazio soprattutto il presidente del Lions Club Valle del Savuto, il dottor Rocco Chiriano, il dottor Giovanni Paola, che è responsabile dei gemellaggi, che ci hanno accolto, tutti i primi cittadini che ci hanno accolto. È stata un'esperienza davvero indimenticabile, e speriamo, quando loro arriveranno nei prossimi giorni qui nella Valle dei Templi, ci auguriamo di poter per loro riservare lo stesso livello di accoglienza e di ospitalità che ci hanno donato. È stata davvero, ripeto, un'esperienza indimenticabile. Manifestazione il 17 giugno per dire no al ponte sullo Stretto. Vediamo. Noi ci aspettiamo tanta partecipazione e per noi è un momento importantissimo. È importantissimo perché in un mondo normale l'idea del ponte non si prenderebbe in considerazione, perché è chiaro che è un'idea folle, probabilmente non si può fare, non ha nessuna ragione dal punto di vista economico, sociale, ambientale, eccetera. Però noi non viviamo in un mondo normale, noi viviamo in un mondo in cui se un'idea totalmente inconsistente la ripeti 1000 volte può sembrare che diventi vera. E quindi non è sufficiente il fatto che noi dimostriamo tecnicamente di avere ragione, è necessario che ci sia una mobilitazione popolare che ci dia la forza di superare l'enorme potenza di fuoco che hanno loro sulla comunicazione, sui soldi che hanno, eccetera. Quindi per questo noi chiediamo a tutti i no pontisti di esserci, ci chiediamo di non dirlo soltanto, ma di esserci fattivamente in piazza e dare forza alle nostre idee, a quello che sosteniamo, a salvare questa città, queste città, l'area dello Stretto, il futuro di questa città, e contendere le risorse economiche che oggi vorrebbero investire sul ponte, per cercare di utilizzarle per quello che ci servirebbe davvero, per opere utili al territorio.
Siamo dei cittadini e cittadine proprio di Torrefaro e di Ganzirri, che ci opponiamo innanzitutto all'idea malsana che sta passando nella stampa, che il ponte sia una semplice linea sottile che collega le due sponde. Vi vorrei far vedere la linea sottile che collega le due sponde. È un'opera mastodontica che devasterà completamente la laguna di Capopeloro. Si dice che non è devastante in quanto i pilastri del ponte non cadono direttamente dentro i laghi, questo è vero, ma cadono dove? Nel canale Margi, che per chi non conoscesse la zona è il canale di comunicazione fra il Lago Grande e il Lago Piccolo, e quindi è proprio il punto di equilibrio dell'ecosistema. Se tu vai a appoggiare qualcosa di molto pesante e a deviarlo addirittura per poterli mettere i pilastri e poi dice che lo rimetteranno, ovviamente devasti completamente un equilibrio di ecosistema e si potrebbe giungere, come dice Mario Tozzi, addirittura al prosciugamento del lago. Semaforo verde per l'estate a San Vito Lo Capo. Il servizio. Dalle mie parti si dice che affidarsi al santo protettore non fa mai male, l'aiuto dall'alto è sempre ben accetto. È di buon auspicio per noi affidarci alla sua protezione, sia perché gli operatori economici ne hanno sicuramente bisogno, ma anche noi amministratori chiediamo e imploriamo il suo aiuto, perché ci troviamo proprio in situazioni particolari e quindi il suo aiuto dall'alto. Possiamo dire che inizia vera e propria la stagione 2023 turistica di San Vito? Sicuramente, la festa di San Vito solitamente è proprio all'inizio della stagione, una volta era proprio la prima festa che si aveva a San Vito, oggi magari abbiamo anche altre feste, festival, diciamo tipo Aquiloni e via dicendo, però quella di San Vito è sempre quella più sentita dai sanvitesi. Campagna elettorale ormai ce la siamo lasciata alle spalle da qualche settimana, San Vito l'ha premiata, San Vito ha detto questo è il sindaco che vogliamo. Se l'aspettava questo grosso risultato? Sinceramente non me lo aspettavo, per me è stata una grande sorpresa, sì, magari mi sarei aspettato di poter vincere, ma non con queste differenze così abissali, diciamo. Tengo il primato nella storia di San Vito Lo Capo, sono stati circa 1000 voti di preferenza, di differenza rispetto all'altro candidato, e di questo sicuramente ne sono abbastanza orgoglioso, ma certamente mi dà sprono per lavorare di più, ecco, una responsabilità maggiore per impegnarmi di più e dare ai miei cittadini che mi hanno dato un così ampio consenso tutte quelle soddisfazioni che il cittadino si aspetta da me. Su cosa siete stati maggiormente convincenti? C'è il punto di forza del vostro programma elettorale? La partecipazione civica, molto aperta al territorio, cosa che purtroppo negli ultimi anni non si è verificato, e di coinvolgere nelle scelte future che avverranno in questo territorio le associazioni di categoria, i cittadini e gli operatori turistici in genere, questo sicuramente mi ha premiato. Un modo di fare politica nuova per San Vito è quella che non solo completamente andato a casa delle persone per chiedere il voto, ma ho soltanto detto che ognuno di loro doveva votare in piena libertà, senza alcuna costrizione, in base al programma elettorale, in base a quello che insomma noi vorremmo portare avanti in questi 5 anni. Questo forse il popolo di San Vito lo ha accettato e ci ha premiato sicuramente. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.